L'idea del restauro è qualcosa che avevo nel cuore, che volevo che l'abbazia rimanesse in piedi. Sono venuto qui, avevo fatto un concerto, era in condizioni disastrose e uno dei miei figli ha detto: "Papà, perché non doniamo dei soldi per metterla a posto un po', no?" E l'idea è partita là dal 2012 era. Al 2016 son partiti i lavori, e da lì, assieme al comune di Nervesa abbiamo discusso cosa fare e cosa non fare, però è importante per il futuro, per le prossime generazioni. Questa era un'abbazia benedettina e c'è una storia. Questa non era soltanto una chiesa, era il convento, la chiesa, la villa dove stavano gli ospiti. Questo era il centro della Sapienza. Qui comandavano i frati, sapevano tutto loro, la gente del paese moriva da fame e non valeva niente. Purtroppo era così a quel tempo, perché proprio la sapienza, l'energia era qui. Sì, durante il restauro abbiamo trovato le vecchie fondazioni, si vede i muri che vanno sotto la chiesa, cioè erano costruzioni prima della chiesa, perché la prima chiesa è stata fatta nell'800, che si vedono le fondazioni, adesso son coperte. Poi la seconda è stata costruita del 1060, ma prima di quello c'erano altre fondazioni che andavano sotto, ancora dal tempo medievale, tempo dei Romani. And, sì, ci sono tante cose che verranno esposte nel futuro, adesso che è tutto finito, perché quando abbiamo finito il restauro, certe cose non sono state pubblicate, che voglio mettere adesso con tutto assieme, pubblicarle così la gente può vedere. Vorrei fare come una biblioteca di quello che è stato scoperto qui. Però le dico, non è la chiesa di quello che pensava mia madre. Era una chiesa, era più degli affari, era più, non era quello che pensavamo. Sì, è dove che Monsignore della Casa ha scritto il Galateo. Il Galateo dicono che sia stato Pire Arentino a dare l'idea a Monsignor della Casa, perché veniva qui a trovarlo, le buone maniere, come una persona deve comportarsi a tavola così. Per me è stato un onore avere la possibilità di dare alla mia comunità e di proteggerla per i prossimi 100 anni. San Geronimo veniva dalla Dalmazia, è stato qui nella nostra area del 300 d.C. Era il santo più importante nella Chiesa cattolica perché è quello che ha tradotto la Bibbia dall'ebraico al latino. Quando ho acquistato la proprietà non si vedeva perché c'erano un sacco di alberi, era tutto crollato, e un giorno camminando ho trovato questa piccola chiesetta e subito ho detto va restaurata. Addirittura la statua non aveva la testa. Quando l'ho restaurata la statua è venuta un capolavoro. Quando abbiamo fatto l'apertura le signore, le vecchie del paese detto: "Ma no", ho detto, "il santo senza testa, no?" Ma Belle Arti non voleva che lo facessi. Allora dopo la festa abbiamo preso delle foto da Leonardo da Vinci, perché Leonardo da Vinci ha fatto 2 o 3 quadri su San Geronimo, uno che non l'ho mai completato. Allora abbiamo preso da queste foto, da questi quadri, abbiamo fatto un'immagine di lui, l'abbiamo messa lì e una domenica quello delle Belle Arti passa di qua il capo e vede la testa. Non sembrava vera, non sembrava una cosa. Ha detto: "Ma come mai l'avete fatto?" "Guarda, abbiamo fatto una ricerca su Leonardo da Vinci per farla, questo è lui." Ha detto: "Va bene." Così il santo adesso ha la testa. Percorrendo appunto la storia abbiamo visto che Monsignore della Casa qui aveva scritto il Galateo e quindi ci siamo un po' spinti, diciamo, anche dal
dai tempi in cui viviamo, un po' perché il progetto era semplicemente molto bello, ma abbiamo avuto la voglia di riportare in vita questa tradizione e quindi abbiamo chiesto a Giuliana Meneghetti, che è la nostra relatrice che si è occupata per moltissimi anni del cerimoniale in provincia di Treviso, di aiutarci ad organizzare dei corsi che sono aperti sia al pubblico che poi diciamo customizzati anche per le aziende e vengono fatti appunto qui e si parla del Galateo, quindi si toccano tutti i vari temi e argomenti, dal come ci si veste a come ci si comporta in società, come si mangia, come si prepara la tavola.